Oggi nella sala consigliare del Comune di Conegliano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 12° raduno regionale, raduno del bicentenario, e l'inaugurazione del monumento ai Carabinieri organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Conegliano, che si terrà domenica 28 settembre. Presenti il sindaco Floriano Zambon, il primo cittadino di Motta di Livenza Paolo Speranzon, il comandante dei Carabinieri di Conegliano Salvatore Gueli e Filippo Cuscito e Claudio Malagola, entrambi carabinieri in congedo. Per Conegliano un grande appuntamento per l'Arma, una grande festa, bicentenario e il raduno regionale. E il sabato e domenica da tutto il Veneto convergeranno sulla città di Conegliano tutti i carabinieri in congedo che nella regione sono circa 18.000 per il 12° raduno regionale appositamente istituito per il bicentenario e per la consegna all'Arma in servizio e alla cittadinanza di questo bellissimo monumento che l'associazione ha voluto con il contributo fattivo anche del Rotary e dell'artista, il signor Grillo, questo monumento alla cittadinanza appunto e all'Arma, questo a testimonianza dell'affetto che ci lega noi i carabinieri in congedo all'Arma in servizio e alla città di Conegliano fin dagli albori del Novecento. Possiamo dire che la caserma di Conegliano ha una lunga storia, è una delle più antiche, possiamo definire, no? Certamente l'Arma dei Carabinieri è presente sulla città di Conegliano già qualche mese prima dell'annessione del Veneto all'Unità d'Italia. Ci sono testimonianze che attestano questo e l'associazione è presente già dal 1900, essendo la terza sezione storica della regione Veneto. La caserma si apre ai cittadini, cosa vuol dire? Cos'è questa iniziativa? Diciamo che dopo la ristrutturazione e l'ampliamento della caserma non c'è stata un'inaugurazione vera e propria e penso che la più bella modalità per fare partecipi la cittadinanza di ciò che è avvenuto non potesse che essere l'apertura delle porte, quindi la possibilità di accedere alla caserma. L'Arma si è resa disponibile nel momento in cui è stata proposta questa idea e quindi assieme al raduno e all'inaugurazione del monumento, quindi quelle attività che sono legate alla parte esterna, ci sarà la possibilità per tutti i cittadini durante la giornata di andare a visitare la caserma, a visitare i mezzi e relazionarsi e colloquiare con i carabinieri. La caserma è anche stato un grosso impegno finanziario per il comune di Conegliano. L'intervento è stato un intervento importante di oltre 5 milioni di euro e la cosa ha anche un peso sul bilancio annuale che supera i 300.000 euro e quindi credo che sia un sacrificio importante che però visto da cittadino e sono sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i cittadini della città è un impegno che ci siamo assunti con la consapevolezza che era ed è un dovere nei confronti di chi svolge un servizio così importante per la comunità come i carabinieri. Per noi è una bella occasione perché la nostra struttura recentemente appunto ristrutturata dove l'amministrazione comunale con non pochi sforzi ha voluto migliorare la sede che è bene sottolineare è operativa a Conegliano dal 1938. Per noi domenica nell'ambito di questa bella manifestazione che è quella del raduno regionale dei carabinieri dell'Associazione Nazionale sarà l'occasione per aprire le porte della caserma alla cittadinanza. Quindi visita guidata da parte nostra che faremo naturalmente gli onori di casa e tutti i cittadini hanno la possibilità di vedere dove i carabinieri di Conegliano, in quale ambito appunto strutturale operano quotidianamente.